Bene, bene, bene. Bene ragazzi, eccoci qui. Intanto buona serata a tutti. Allora, niente, faccio questa piccola live nella notte di Natale, naturalmente solo in compagnia. E facciamo nuova partita. C'è un video. Sì. Facciamo normale. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno, partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Bene, bene. Ehi, ciao Francesco! Grazie mille del like, sempre presente. Bene, 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 grazie mille. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Buon Grinch a tutti. Troviamo qualcosa che ci spinge. Scusate la qualità, ma più di un tot non capisco perché non vada. Proseguire. Ho provato a guardare e riguardare, ma niente, mi si ferma la qualità molto bassa. Arrivo al massimo a 360p, non so per quale motivo. Non so se è il gioco, se è la linea, ho provato 2 o 3 cose, ma non cambia niente. Allora, come state passando queste vacanze di Natale? Ah, la data del 007 non l'ho seguito sinceramente, però nel 2026 ci sono parecchi nuovi titoli che mi interessano, tra cui un altro Tomb Raider, quello che guardo questa sera, 2026-2027. Ah Madonna, mi dispiace tanto, se posso chiedere per quale motivo. Tieni premuto. Abbiamo perso di vista le speciali. Qui ci sono dei Se era pericoli. successo qualcosa del genere. Forza, dottore. Lo vediamo lo so. Qualcuno ci aiuti. Tiro stellare. Gianna! Sono qui! È voluto avere parenti stretti all'ospedale, quello sì. Aia, madonna che sciafa. Perché mangia poco? Oh mamma mia. No, belle cose mi stai dicendo, mi dispiace tanto, guarda, veramente questo proprio non me l'aspettavo, guarda, spero che guarisca presto e trovino una soluzione a tutto quanto, ovviamente. Un virus influenzale tipo A, non so... non li conosco queste categorie, dico la verità, non è il mio settore, te lo dico così perché, però ti ripeto, mi dispiace tanto, quello sì, perché è brutto avere gente in ospedale, soprattutto durante le feste che si dovrebbe stare tutti in famiglia, tutti insieme. Abbiamo fatto tutte le accettazioni, bene. Devo scendere. Sabato mattina le vado a prendere a porta. Ah, bene, bene, dai. Chiara. Farà molto male. Molto probabilmente sì.
Oh, finalmente. Beh dai, almeno vi passate qualche giorno a casa assieme. Fatto anche l'attacco alla protesi del femore che si era rotto. Mamma mia, anche questo mi dici? Ma porca puttana, ma mai una gioia, veramente? Mai una gioia, ragazzi, Sei con tuo papà a casa? Beh, tanti auguri anche a tuo papà, allora, anche se non lo conosco, tanti auguri No, a tutti e due. dove mi trovo? Ti Che è trovi? successo qui? Una fiaccola. Non devo fare rumore. Anche questa, cazzaroia. Beh, sti consola, io sono stato operato 2 volte al ginocchio. Guarda, so cosa vuol dire. Sentita. Usa il carrellino per spostarsi e beh. Ma è da tanto che è stato operato allora, no? Si usano il carrellino. Animali. Ti è mancato poco. Muori un poco. Ah, mamma mia. No, belle cose. Devo proseguire. Una cosa abbastanza grave allora. Ah, no, curiosità Francesco, ma di che zona è che sei che non mi ricordo, forse me l'hai detto una volta, però adesso mi sfugge. Tanto per conoscerci un po' meglio, trova una via d'uscita. La manera. Devo uscire da qui. Fuoco. I prossimi giochi Panotto per 5 sono GTA 6, ma vorrei Marvel Wolverine. Allora, ti dico la verità, GTA non è tra i miei preferiti, Quella che roba è? perché GTA sinceramente non mi ha mai attirato più di tanto. Ah, di Forlì è vero, sì, vero, un video che me l'avevi detto. Io sono di Vicenza invece. Beh, neanche tanto distanti comunque, diciamo uno dall'altro. Allora dicevo, GTA non mi è mai ispirato più di tanto, non so per quale motivo. Resident Evil sì, lo aspetto a febbraio. Sì, l'avatar che ho, sì, beh, sono quelli predefiniti, non è che... Allora, com'è che si faceva qua? Ah sì, sì, sono su PS4 adesso. Com'è che si faceva qua che non mi ricordo? Fatemi... Sì, sto rifacendo l'avventura da zero.
aspetta adesso, sì. Bello, questo Tomb Raider l'ho finito, non mi ricordo quante volte. L'ho finito parecchie volte. Non l'ho platinato, però l'ho completato parecchie volte la storia principale. Anche perché per fare il platino bisogna fare tutto il giocatore online. Oh, grazie, che ti sta piacendo. Ho cercato un po' di variare i titoli nel canale. Adesso sto portando anche Resident Evil 6. È carino, niente di eccezionale, ma carino. Vedo un secondo che qui è facile crepare, Pezzo di barca. Cazzo, Resident Evil 6. Gioco da solo, in coop non so neanche se ci trovi qualcuno sinceramente, perché è un gioco abbastanza vecchiotto. Ti aiuterò! Crepa animale. Beh, se dici che vuoi farlo in coop, basta che parli e non è un problema. Facciamo una partitina io e te in pop. Bene, vi trovate meglio? Che avete per curiosità? Sky Wi-Fi, ne ho sentito parlare bene anch'io in effetti, però di Sky non mi fido molto perché tende a ficcarti su abbonamenti che non te ne fai niente. Bene, allora partiamo. Sei messa male, Lara, sei messa male. La scialuppa, ma dove sono? Saranno nell'entroterra. Adesso è l'indicatore, non l'ho mai utilizzato, Ok, piano. Molto piano. Oddio. Ok. Parecchio veloce, abbiamo la fibra. Io la fibra no, ancora. Ho provato a guardare, ma la fibra attualmente non arriva nella mia zona. Chissà quando arriverà, se arriverà mai, ovviamente, perché... Non mi lamento della velocità, perché vado via abbastanza veloce, però... Posso farcela.
potrei andare via 5 volte più veloce tranquillamente. Rispondono subito, sono molto gentili. Devono essere gentili, perché devono essere villani? In fin dei conti mi stai pagando col tuo abbonamento. Sì, beh, dopo anch'io ho trovato con un altro operatore e un altro ente, non faccio nomi, che ho dovuto litigare per il telefono perché nonostante avessi avuto ragione da cliente mi hanno rotto le palle. Sam! Sono passati per di qua. Ecco la team, sì, anche quella ha la sua bella fama. Sam! Rot! Qualcuno mi riceve? Anche la Vodafone comunque a suo tempo, adesso non so. Ok. Perché anche quando non avevamo internet ci diceva di usare l'app MyTeam. Oddio, la team è un'eternità che non ce l'ho io. Ma veramente tanto. Non sapevo neanche che avessero sviluppato un'app, vedi te. Saranno 7-8 anni che non sono più cliente della team. Non c'è nessuno. Quindi come ridere 7-8, potrebbe essere anche di più. Io di pagare le bollette anche non le già pagate. Beh, quello è un classico che fanno tutti, ricordatelo. Qualcuno mi riceve. Ma Per favore, tieni i rispondete. bollettini. Se tieni i bollettini di ricevute di pagamento non possono dirti niente, perché se li hai pagate tal giorno, tal ora, quell'importo, non possono farti assolutamente nulla. Anzi, niente, puoi chiedergli un risarcimento te, perché ti hanno rotto le balle, le scatole su una roba che non è neanche vera, il falso praticamente. Dai Lara, che ce la fai? Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Rot. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. No, a volte è anche peggio. Fermalo!
non così, perché mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno, Ecco Whitman. perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Non ti Yamatai piace sia così molto, tanto per a quale est. motivo, I libri allora? dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire Qual è piste il già battute, capitolo Whitman. o i capitoli che ti piacciono di più? Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato per Senti, sapere. proseguendo a est entreremo direttamente nel triangolo del drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste, il triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete Basta. tutti... Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Oh là! Non Bravo, posso crederci. così si fa. Basta, finta è acqua. Non posso starmene qui. Ah, Troverò sei... qualcosa da mangiare. Preferisci la Lara, quella originale, diciamo. Beh, oddio, sì. Non è male. Dove sono finita? Posso usare quell'altro? Allora, qui ci sono delle frecce. Prendiamole. Poi su per di qua. Di arrampicarsi magari. Allora, noi dobbiamo andare là. Diciamo che la Lara della PS1 aveva il suo bel fascino, ecco. Dopo ovviamente va a gusti. A me questo piace abbastanza perché assomiglia un po' a Emanuele Arcuri quando era giovane. Vediamo se funziona ancora. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Allora dobbiamo... Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Sì, adesso andiamo alla ricerca. Dovrebbe essere giù per di qui, da qua, eccolo là. Cazzo, le ho mancato. Due colpi, beh, ha fatto anche abbastanza presto per quello. Ragazzi, queste scene qua non piacciono neanche tanto, neanche a me, però è buona la carne di cervo. Bene. Bene, torniamo al campo. Sai,
Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Dov'è che devo andare? Ah, allora intanto qui su, qui c'è un GPS, mi sembra. C'era qualcosa sopra qua, o sbaglio? Eccolo qua. Una specie di contenitore. Chi li avrà lasciati? Saperlo. Allora, vabbè, abilità. Tira anche velocemente e resiste meglio ai danni a caduta. Ma vabbè, si faranno. Sì, va bene. Selvaggina va sempre bene. Qui Conrad Roth, capitano dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Roth! Lara! Sei vivo! Calma, piccola, calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovata in una caverna. C'era un pazzo, Roth, e ho visto un cadavere. Oh, Cristo. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Ma ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. E tieni la radio accesa. Ok. Va bene, teniamo la radio accesa allora. Vabbè. Musica. Ehi! Ehi! C'è qualcuno? Potrei passare di qua. Dai ragazzi, dai che ce lo facciamo tutto questa sera, dai. Se posso skippare di video li schippo comunque, ve lo dico, perché sennò... Cosa sono queste incisioni? Vallo a sapere, lo scopriremo. Cosa sto facendo? Oddio, è una follia. Questa maschera no rappresenta una donna astiosa dalle fattezze demoniache. Sulla parte interna ci sono tracce di pittura bianca. Il proprietario di questa maschera era di nobili origini. Vabbè. Buon per lui. Oh no. Ben 3 persone in live, bene.
Ok. Ah, è quello qua. Aspettate, sto... Vabbè, non importa, dai. Allora, Chipper di qui. Tieni premuto. Dovranno seguire il sentiero. È una bella scappina. Hai sentito? Sì. Abbiamo un fuoco. Seguite il fumo. Arriviamo. Lara, sei viva? Sam, grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. Ah, è il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo, io sono Mattias. Faccio l'insegnante. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Saltiamo... Sì. Qualche... Sì. Saltiamo, non finiamo altro. Allora... Bene. Via, ucciso un altro, dai via. Basta. Perché? Posto? Bene. Di qua. Salta. Niente male. Allora abbiamo... No, non abbiamo più abilità. Allora, com'è che... Beh, qui c'è... va bene. Non riesco a credere. Vabbè, documenti... Sono stufo anche di vederli, sti documenti. Ah, perché non si accendono subito queste qua, vero? Per quel materiale ho voluto usare le armi e gli accampamenti, va bene. Qua è troppo... è troppo debole. La piccozza è troppo... Ho un brutto presentimento. E lasciami il tempo di arrivare, scassa cazzo, dai. Qui c'era qualcosa qui. Che cazzo, mi ero dimenticato. Dai che ce la facciamo. Davvero incredibile. Li conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. Ichiko? Che sia lei? È stata realizzata di recente.
Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi naufragando. Straordinario. Speriamo di non diventare assassini come loro. Prova ad azionare quell'altro. Manca la maniglia. Insieme. Merda. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Sì, c'è qualcosa di utile, sì. Allora, questo di sicuro. Funzionerà. Me ne servono altri. Basta trovarli però. Ah, guarda, uno in cima agli altri. Via! Ancora un po'. Bene, dovrebbero bastare. Sistemiamo questa piccozza. Sistemiamo questa piccozza, sì. C'erano dei tesori comunque in questa zona, qui adesso non posso ricordarmelo, è passato troppo tempo. Da dove posso iniziare? Ok. Beh, Sono Lara Croft, un'archeologa dell'Endurance, naufragata su un'isola nel Triangolo del Drago, a est del Giappone. Questo beh, luogo è potenziamenti incredibile. sono molto limitati, ovviamente, perché... Allora, questo qui dovrei riuscire a aprirlo in teoria adesso, sì. Sì, 50. Però c'era l'altro, quello che avevamo dietro. Proviamo ad aprirlo? Proviamo, spacchiamo tutto. Non sto facendo tutto io, testa di cazzo. Testigna. Quella figura femminile, considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko? Adesso inizia a parlare come Sam Whitman. È fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico per alcuni, elementale. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Non scarterei alcune ipotesi, per quanto irrazionale. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Beh, effettivamente Se è vero. riusciremo a raccontarle. Abbiamo ancora molto da imparare su tante cose. Incredibile. È Imiko. Ma guarda, la ciotola, le candele. Perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto! I vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Non c'è da fidarsi. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. No. Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. Ci penso io. No! No! Lasciatemi! Vai con loro, Lara. Fai come dicono. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Che dite ragazzi? Così una curiosità, una domanda. La prossima live che faccio, se porto un Tomb Raider di quelli classici, quelli della prima trilogia, va bene? Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Scappa, Lara! Oh no! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуть. Cos'è, russo? Sì.
Allora, qui non bisogna farsi sgamare. Prendi la prigioniera. Piano. Va bene, subito. Piano. Если один захотят сидеть тихо, вали всех. Allora? Qui non c'è, è scappato. Allora c'è. Buon еще. Oddio. Eccola. Com'è eccola? Dov'è che mi hanno visto? Dov'è che mi hanno visto sti bastardi? Cioè, no, non c'è. Devo andare dentro là io. Là, eccola. Ma come? No, sto sbagliando qualcosa, ma non riesco a capire. Che mi carico. Forse dovevo aspettare un po' di più uscire. È ferita. Ah, vai Maiora. Vai Maiora. Cioè, è una cazzata, Perché ho visto un uomo andare sopra qua io. Dai che ce la facciamo. Sì, sì, dai, c'è. Era ucciderli quasi tutti. Peccato. Allora. Dai, va via. Dai che... Niente. Adesso devo andare dentro là. E qui parte una scena, dopo devo premere. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда. Она тоже была порочной стерва. Oh, pericolose le donne. Quanto devo andare avanti così? Oh là, finalmente! Salta!
Guarda, non li ho mai utilizzati, quindi... Allora, devo andare... Fuori di qui? Penso di sì. Qui c'è qualcosa. Qua si torna, c'è brutta gente, quindi no. E la Madonna! Qui c'è qualcun altro! Che sfiga! È morta. Non so. Straniera, vieni subito fuori. Non puoi sfuggirci. Straniera. È armata! Questo qui l'ho già passato, allora. Va bene, buono anche questo. Adesso si va per di qui, giusto? Eccola, assediamola! Bruciamola! Morirai carbonizzata! Una volta è triangolo, una volta è cerchio, una volta... vabbè. E adesso per di qua. Saltino tecnico tattico. Laggiù avete trovato qualcuno? Niente, ma occhi aperti. Forse sono fuggiti verso di voi. No, non riesco. Com'è che si faceva a cambiare? Potrebbe esserci roba buona. Ah, su. Vedremo presto. Questi qua potrebbero diventare nuove reclute. Cazzo, non so. Cazzo, qui c'è qualcuno. Sì. Che succede laggiù? Tutto bene? Tutto benissimo. Solo un paio di morti, ma nulla di che. Quella sa sparare. Va bene. Lara, mi senti? Sì. Vedo del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Oddio, sono nel guaio. Ammazzano la gente. Cosa? Chi? Uomini. Non so perché. Ne ho uccisi alcuni. Non ho avuto scelta. Non deve essere stato facile. Sono stati dei bambini cattivi, va bene Devi così. avvertire gli altri, Rotta. Per adesso non pensare a loro. Fai il possibile per raggiungermi, Lara. Ci proverò. Allora, vediamo. Ah, qui c'era qualcosa. Ha un GPS. Che siano coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovati. Qui c'è un Per quanto sia campo, molto terribile, bene. prima o poi ci si risveglia dagli incubi.
Ma questo sembra non finire. Vuol dire che non è un incubo. Avevo sbloccato il viaggio rapido. Allora, Farci, Lara. Non adesso. Non serve. concetto per avere tempo in fase mia frecce. Spero stiano bene. No, io direi di andare avanti con questo. Ricompense positive, ecco là. Capisco cosa stia succedendo in questo posto. Esperienza, bonus, eccetera, eccetera, vado a dire. Qui c'era... No, mi sbaglio. Sono chiamato dalla spiaggia ovest. Il gruppetto è fuggito nella foresta a basso. Potremmo mandare qualcuno a cercarli. È arrivato padre Mattias. Ha detto di stare alla larga. Cos'è stato? Un attimo, vado a vedere. Colpo alla testa. Allora, qui se non ricordo c'era qualcosa. Un tesoro, qualcos'altro. Ah, eccolo qua, vedi che c'era. Che dopo alla fine ti danno materiali, esperienza, eccetera. Allora, spara le lampade. Prendiamola. Viva un... Cos'è stato? Sì, sì. Sì, ci sono tutte quante le sfide, vabbè. Cioè, volendo si potrebbero anche farle finito il gioco come ho fatto io. Però... Aspetta, quando sono vicino. Vediamo. Uno è là e uno è là. Attenzione alle fiamme! Ma che cazzo! E dove mi fai? Voi due, di là. Ok. Mi serve aiuto! Ho sbagliato tutto. Mamma mia, se non sono cattivi. Vabbè. Là, eccola! Sono sotto tiro! Cazzo! Andiamo di su! L'ho colpita! Anche io. Occhi aperti! Prendi questo!
perché va bene. Va bene, non importa. Rifacciamolo. Voi due, di là. L'avevo fatto così bene. Spaccato l'osso dai colpi. Modifica disponibile, va bene. Ma se io sparo... Qui mi serve aiuto! Ok, troviamola! Non posso farcela! Qualcun altro? Che spara addosso! Ma la figa, parlando bene. Ce la facciamo prima o poi, Voi due, di là. Forse dovrei utilizzare un po' di più la pistola, visto che siamo pieni di colpi. Sono anche stufo di sentire un cazzo di niente, comunque. No, non credo. Dai che ce l'abbiamo fatta. Allora, va bene dai, ce l'abbiamo fatta, l'importante è quello. Vediamo se c'è qualcosa. C'era qualcosa qui. Allora intanto accendiamo il fuoco, che non si sa mai. Dopo c'era questo qui da dar fuoco, infatti. E c'era anche qualcos'altro. No, aspetta, forse dovevo andare per di qui. Ah, è quello qua, vedi, c'era un tesoro, infatti. Un ventaglio di seta. Poteva appartenere a una nobildonna come a una popolana. Vabbè, poco ce ne frega, vabbè, comunque non importa. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti. Dopo che le onde ci spinsero... Sì, vabbè, tutta roba che sappiamo già... Tutta roba che abbiamo già passato. Posso farcela. Dai Lara che ce la fai.
sei vivo. Ma quale fortuna. Però anch'io sono felice di vederti. Mi spiace, te l'hanno conciata proprio male. Saltiamo perché sennò qua non Lo finiamo. zaino è là dentro. Allora, se non ricordo male, attrezzatura, materiali, arco, pistola, questo qui è già completato al massimo. Pistola, beh, no, io direi ah sì, perché ho sbloccato sta roba qua io nel tempo, vero? Un camuffamento che ricopre l'area di fango come una vera eroina di film d'azione. Aviatrice, guerrigliera, alpinista, demolitrice, tiratrice esperta. Beh, usiamo il predefinito noi. Si può modificare. Aumenta la cadenza. Poi effettivamente potremmo anche. Allora noi dobbiamo andare qui. Io devo andare in cima là. Per andare in cima là bisogna scavalcare. Rovine. Epoca Kamakura. Che facesse tutto parte di Yamatai. Qua non mi... Ah no, devo andare per di qua, vero? Perché mi dà dopo il piccone... il famoso piccone d'arrampicata, lo prendo dopo. Là dentro c'è una nave. Beh, visto che abbiamo colpi di pistola... Pensa allo zaino, Lara. Lo zaino. Trovato lo zaino, bene. Eccolo. Bene, ora torniamo da notte. Però mi sa che ci troviamo qualcuno qui davanti, Dai, su. Ricordate sempre di lasciare like e commento, E niente, ammazzato. Ci è mancato poco. E lui ci è mancato meno ancora.
Adesso dobbiamo ritornare giù. Allora, senza farci male, possibilmente. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo. No, ah, ecco. Pensavo morisse ammazzato dal salto. Bene, ora ti rimetto in sesto. Ragazzi, io vado un attimo in pausa. Niente male. Dove hai imparato a fare queste cose, piccola? Turno serale al Nine Bells. Le risse da bar sono ben peggiori dei lupi. L'hai trovata? Bel lavoro. Quindi a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna. È il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione. Ascolta, Lara, dobbiamo inviare un SOS. In queste condizioni non posso arrampicarmi. Già, temevo proprio che l'avresti detto. Puoi farcela, Lara. Dopotutto, sei una Croft. Forse non quel tipo di Croft. Invece sì. Solo che ancora non lo sai. Allora spero di scoprirlo presto. Stai molto attenta, Lara. Fossi in te proverei a usare la piccozza su quelle rocce laggiù.
Bene, 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 rieccomi qui. In teoria adesso ci ha dato anche il piccone. Posso arrampicarmi? Bene, devo andare in cima agli altri. Dai su Liara. C'è una tomba e qua e qua. Dai che ce la facciamo. Visto che ci siamo. Io quelle volte le tombe me le sono fatte tutte in fondo. Giusto per trovare. Ah, abbiamo anche un punto abilità. Tutte le scarpinate e le scalate che mi obbligava a fare. Allora, È come se mi stesse preparando a tutto questo. È evidente che l'isola è abitata. C'è una comunità organizzata che uccide e recluta nuovi seguaci. Perché? Sembra una specie di culto. Ma di che tipo? Cosa vuole? Allora, vediamo. Questa tomba. Figure reali. Servitrici della Regina del Sole. Ah, sì. Aspetta. Allora, qua devo... Allora, prima devo dar fuoco. Devo dar fuoco a queste qua tre. Poi devo agganciarmi qui. Forse questo luogo era in onore delle sacerdotesse. Incredibile. Cosa avremmo trovato? Non ricordo. Tomba saccheggiata, un punto, va bene. Abbiamo un punto, molto bene. Un punto abilità. Potremmo fare mano ferma. Bene.
tomba saccheggiata. Bene, bene, bene. Non ho capito perché non corre, comunque vabbè, non importa. Immagino sia dentro per di qui le ossa che ci fanno sempre compagnia. Devo andare più sopra io. E come si fa ad andare più sopra? Chi è che si ricorda? E devo arrampicarmi da qualche parte sicuramente. Ah, devo arrampicarmi qui. Trovato qualcosa? No, niente. No, qui non c'è nessuno. Non sono arrivati fin quassù. Allora risaliamo al bunker? Aspettiamo che passi la tempesta. Va bene! Occhi aperti. Andiamo dentro. Sono nella merda! Dai Dara, l'ultimo sforzo. Ce l'hai davanti agli occhi. In cima là devo andare. Ferma. Dai, su, vai. Su, dai, un altro colpettino, su. Sempre l'ultimo Dara. Mi senti? Reyes, dove siete? Avete trovato Sam? Stiamo ancora cercando. Bene, io proverò a trasmettere un SOS da una vecchia antenna radio. Consigli?
Devi trovare il terminale di comunicazione. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Ok, vi avviso appena mi trovo. Ehi, sveglia, sei un'intrusa! Giù, catturiamola! No! Come è arrivata fin Non qua? costringetemi a farlo! Vuoi ancora? L'ho beccato! Vieni fuori. Niente, ammazzata. E chi? Salute. No! Come è arrivata fin Non qua? costringetemi a farlo! Proviamo da laggiù! No! No! Ho una brutta sensazione. Ma no, non dire così, Lara. Ti fai venire freddo anche a me, forza di tremare. Reyes, ti dico che è un guasto meccanico, non elettrico. Ok, Lara. Nervi saldi. Contano tutti su di te. Allora, guarda, qui c'è un tesoro. Questa moneta iniziò a circolare in territorio giapponese a metà Ottocento. Ehi! Non puntarmela addosso!
mi ricordo se qua c'era... no, mi sa che mi sbaglio con un altro posto. Merda! Sono nella merda! Ti faccio vedere io! Morirai! Una moneta di epoca Edo, coniata nel tardo 600. Verrà da uno di quei vecchi relitti presenti sull'isola. Ah, vedi, c'era questo. No, mi sembrava che... sì, vabbè. Questo Seconda guerra mondiale. Giapponese. Oh, è gelida. Tranquilli. Quanti erano i nuovi nati? Una ventina, con qualche donna. Padre Mattias ne ha presa una. Per la prova? Forse. Lo scopriremo subito. Ah sì, bisogna chiudere il gas qua, vero? È pieno di carburante. Già. E come? A cosa servirà? Il generatore. Datemi una mano! Raccogliamo il più possibile, ovviamente. E queste qua bisogna dare fuoco, ma sono tipo dei collezionabili. Oh, briganti! Tutto bene, fra? Grazie di essere passato, comunque. Non puoi scappare, straniera! Ora ti guarderò crepare.
scusa, ma come... No, devo andare qua io. Dove vai? Non si scappa. Ehi! Beh, immagino, come è andata la serata? È andata bene? Vi siete divertiti? Non voglio soffrire. Adesso si ragiona. Li ho iniziati anche io. Sì, mi avevi detto che ti sia stato corrotto il salvataggio quella volta. Ora, accendere! Morirai! Dai, vieni fuori. Vado benissimo, qua mi pare che si sia... Sì, dai, mi sto divertendo abbastanza. Qui c'è qualcosa... Sì, eccolo qua. I colpi scarseggiano come sempre perché qui c'è un GPS. Oh, non credo di finirlo stasera comunque perché è abbastanza... Non so neanche io come ho fatto, però va bene. E Laura si è ripreso? O sta ancora male? Allora, qui... qui... munizioni... sempre allora, adesso passiamo dal caldo estremo al ghiacciaio. Spero che quell'antenna funzioni.
Volevo fare almeno fino a mezzanotte, giusto per fare gli auguri a chi resta in live. Vediamo però. Allora, qui c'è un campo. Impossibile. Allora, materiali, vediamo cosa possiamo potenziare. Beh, direi questo. Mitragliatore. Mi andrà 15 colpi, mi andrebbero molto bene. E facciamo questo. 350, 300. Allora qui aspetta, c'era anche da potenziare, c'era anche un punto abilità. Allora abbiamo anche questo. Meglio i danni, poi rivelarti sugli aggressori. Sì, dai, facciamo questo. Qui c'è uno. Vieni qui. No! Lasciami! Animali. Quanti ce ne sono? Avviciniamoci. Oh, che cazzo, no, annulla. Sono ferito! No! Non riesco a vederla! Quella sa sparare! Ah! E la demo 1. Non so, qua mi viene, mi piace. Prenditi se hai tempo. Sono uno più bello degli altri, però sto qua è il migliore secondo me. Perché c'è questo qui, dopo c'è quello girato in Russia. E dopo c'è l'altro che adesso mi sfugge. Sì, sono tra io tutti e tre, comunque anch'io, ma sono belli. Ma questo qui è anche piacevole. Proviamo a farlo di là. E là. A cagare. Sì, come ripeto, questo qui è anche il più bello secondo me. Dopo, per carità, gusti, sono gusti ovviamente. Sei mia! Faccio vedere io.
dov'è che mi spara? Ah, in cima là. E io ti faccio così. Ah, c'era un piccolo tesoro, per quello ero venuto in cima qua. Piastrine identificative militari. Non conosco questi kanji. Credo risalgano alla seconda guerra mondiale. Vabbè, amen. Brucia te. Allora qui adesso troviamo una specie di boss. Dai, vieni fuori, bastardo! Eccolo, sì, questo qui è uno di quelli grossi. Fuori dai piedi, lei è mia! Concentrati, Lara. Puoi farcela. Basta trovare il punto giusto. Sì, sono ancora qui. Ma veramente pensavate di fermarmi con quella roba lì? Ah sì, ci sono gli uomini qua da passare, è vero. Vediamo. Dai che ce la facciamo, dai. Mi raccomando, ricordate sempre di lasciare like, di commentare, condividere. A voi non costa nulla e a me dà un grande supporto.
Ah, è un tesoro. Vabbè. Qui sopra c'è l'accampamento. Tu ai tiratori di... si intravedono dei kanji. Forse un nome? Bah, può essere. Può essere. Allora, guarda, qui c'è... No, ho sbagliato. No, pensavo fosse una roba da dar fuoco, invece non lo è. Allora, vediamo cosa possiamo potenziare. Questo l'abbiamo già potenziato tutto. Io direi di fare la pistola. Allora, aumenta la capienza 10 colpi, la compensazione con migliore precisione mentale dei danni inflitti. Direi di fare questo. Per poco. Adesso facciamo abilità. Colpo basso, cos'è? Lancia terra pitresco per cercare i nemici e renderli vulnerabili. A me sembra, va bene anche questo. Va bene. Cerchio e dopo triangolo. Il 17 settembre. Sì, va bene, dai. Allora, adesso dove devo andare? Per di qua, immagino. Bene, sì. Si comincia. Ha la stessa stabilità e solidità della mia mente. Questo posto qua. Infatti ho visto. È un bel volo. Eviterei di guardare giù, comunque fa un po' come credi meglio. Dai che sei quasi arrivato in cima. Capito, capisci poco, Lara, ma se è ruggine, non puoi farci niente. Dettagli su situazione e coordinate. Poi attendo. Mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo. Mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. Qui N177A. Vi stiamo cercando da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Sappiamo dov'è l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo rotta verso di voi, chiudo. Sei grande, Lara Croft! Anche Reyes ha sorriso, pensa un po'.
segnale. Fuoco, carburante, fiamme. Posso farcela. Allora, andiamo giù. Meglio dell'ascensore. Carburante. Devo trovare il modo di incendiarlo. Quanti colpi ho? 90. Deve esserci. Ah, vedi, l'acciarino. Acciarino, nuova attrezzatura. Dovrebbe funzionare. Allora, tieni però, vabbè. Eccolo! Che sfiga però, dai, diciamoci la verità. Questa è Il pilota. Devo raggiungerlo. dai fuori Lara che non è un bel posto tua. Andate via! 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 Cosa volete da me? Madonna, che razza di barbari! Qui c'era, qui sopra forse, c'era qualcosa qui sopra. Ah, eccolo, come lo ricordavo.
E allora? Sentiamo. Qui c'è un accampamento, vediamo. Riesco a togliermelo dalla testa. Ma non ho abbastanza materiali, neanche prove. Che diavolo è successo? La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta, ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicina. Torna subito e indietro. Ok. Arrivo. Va bene, raggiungo. Qui! L'ho accerchiata! Eccola! Prendiamola! L'ho colpita! Ah, adesso c'è la, vero, quella corda. Devo trovare il modo di salire. Ah, sono al massimo. Allora, battaglione d'acciaio. Giusto? Tutto dentro nella norma, Io dovrei andare qua, ma se vado per di là cosa succede? Non me lo ricordo. Quello sembra un buon punto per la corda. Ma mi sa che qua ci arriviamo dopo. Mi sa che qua ci arriviamo dopo, perché io devo andare dall'altro. Perché adesso io devo prima... No, è giusto invece. Ah, perché c'è questo qui. No, è giusto invece. Aspetta, farò prima. Ma è come in Resident Evil 4 che mandano un Parocan, parlando bene, a salvare una con una pistola, 10 colpi e un spray medico. Siamo agli stessi livelli e qua. Un archetto, sì, ho il mitraglione, per carità trovato, ma
Niente di che. Donna Laura, come sta? Si è rimessa? Meno male che ti sei spostato. Puoi dirlo forte, piccola. Volavano tranquilli quando si è scatenata una tempesta, da un momento all'altro. Non è stata colpa tua. Sono stata io a chiamarli, Rod. Troveremo una soluzione. Mayday, parla il copilota Jessop del Un volo altro pilota. N177A. Pronto? Mi senti? Mi sono ferito gravemente durante lo schianto. C'è qualcuno? Capitano Jessop, mi Ho ricevi? acceso un segnale, rispondete. Non riesce a sentirmi. Devo raggiungerlo. No. Il segnale è laggiù. Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Sam. Mi dispiace, Rod, glielo devo. Non posso abbandonarlo. A volte bisogna fare dei sacrifici, Lara. Non puoi salvare tutti. So di che cosa parli, ci sono già passata. No, quelli erano lutti. I sacrifici comportano scelte. I lutti bisogna solo accettarli. Non sceglierò di lasciarlo morire, Rod. Molto bene, si è ripresa molto bene. Allora, un punto. Ah beh, ma abbiamo il coso qua. Allora, un punto abilità. Dove lo sputtaniamo? 29 capienza. La capienza ci farebbe comodo. Più munizioni ci farebbe molto comodo. Congratulazioni. Ah, vabbè. Ci sblocchi i livelli superiori praticamente. Uccellaccio. Qui niente di strano. Quassù non troveremo nessuno. Può darsi, però abbiamo ordine. Io raggiungo gli altri giù all'aereo, tu continua a ispezionare le rovine. Certo, muoio dalla voglia. Che gran rottura. Ah, quello lì è andato giù. Porca puttana. Cioè, nel senso, se ricomincia una partita finita posso portare indietro i potenziamenti che ho sbloccato. Allora... Puoi fare una partita nuova però ripartendo da zero. O se no continui una partita che avevi già. Tipo vuoi completarlo al 100% per qualche motivo della storia principale, no, puoi continuarla da dove l'hai lasciata, se no ne rifai una da zero. Servono rinforzi. Che cazzo. C'era C'è qualcuno in ascolto? Roth! Eccomi, Reyes. Come siete messi? Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città. E gente fuori di testa, Roth. Qui Cosa ci stanno vuole il facendo fucile a Non lo pompa so, che e non ho. forse non voglio saperlo. Novità su Sam o Whitman? qui? Non ancora. Tu sei con Lara? Una sorta di mortaio con pestello. Veniva utilizzato dagli erboristi. Nel mortaio ci sono piccoli frammenti di ossa. Di animale, spero. No, solo Presto umani. scenderemo a valle per venirvi incontro. Ok, proveremo ad avvicinarci Perché lì un po'. Restiamo c'è in qualcosa lì, vedi, c'è un libro lì. Però per buttare giù questo ci serve il fucile a pompa, che prenderemo più avanti.
Io devo... Ma dov'è che devo andare io, scusa? Ah, in fondo è là. Beh, complimenti per Laura, sono contento che si sia rimessa, Qui c'era qualcosa, no, ma c'era qualcosa qui in zona, forse era là sopra, forse, no, allora, ecco il segnale. Oh, nulla, ricambio. Anche la mia signora è un po' costipata, dai, ma nulla di grave. Taci, lasciami finire. Crepate, bastardi. Qua si sa... no. Ma io voglio uccidere quell'uccellato. Oddio, no, un po' di raffreddore alla fine, non è che abbia qualcosa di... come si dice? Qualcosa di brutto, di grave. Ah, è la tomba, la tomba deve essere dentro qui. E io devo andare in fondo là. Però io adesso vi faccio la tomba. Così mi sblocco qualcos'altro. Ripeto, solo un po' di raffreddore, ma nulla di che. Ecco, diciamo è così. Sì, esatto, un piede gnagnara. Niente di grave, ecco. Nulla di grave, nulla di inguaribile, diciamo così. Basterebbe che imparasse a stare un po' più al caldo, un po' più coperta. Oddio, sì, me la ricordo sta tomba. Qua è a tempo, bisogna trovare il tempo giusto per fare un salto, vediamo se me lo ricordo. Allora, allora io direi di fare aumenta e il resto lo potenzieremo più tardi. Sì, certo, Alfa, va tranquillo, buonanotte, sogni d'oro entrambi, dai, ci sentiamo e alla prossima, volentieri. E intanto buon Natale anche per domani. A tutti e due. Allora, fammi... Allora, vediamo. Buon Natale anche a te, carissimi. Vediamo se mi ricordo come... Ah, ecco, fa appena in tempo, guarda, è il primo colpo. Un culo della Madonna.
Ma io ho avuto comunque così tanti messaggi in una live unica. Siamo arrivati a ben 50 tondi. Affascinante. Che facesse parte di una struttura più grande. Oddio, cosa sarà mai? Ah, trovi i componenti in giro a tombe, vero? Per tornare giù come faccio, scusa? Va bene, abbiamo scelto la via più veloce. Visto che abbiamo un punto abilità, maestria piccosa, cos'è che fa? Usa il piccosa scagliata per attaccare i nemici con colpi micidiali. Vabbè. Questo fa male. Ah, sì. Ah, c'è anche... Sì, beh, ce ne sono in giro. E qui... Ah, no, mi sono sbagliato. Allora... Là c'è una cosa che lampeggia. Io devo andare in fondo là. Allora, intanto è troppo distante? È troppo distante allora? Per quello non me la prende. Devo arrivare laggiù. E ci arriviamo, sì. Giusto in mezzo, ovviamente, come sempre. Oh, merda. Aspettiamo tanto. Che il fucile lo troviamo tra poco, se non ricordo male, ma prendiamola. Ciao Lara, Rot ci ha detto tutto. Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene dall'isola, ok?
speriamo. E Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. Ho un brutto presentimento. Ma no, non preoccuparti. Si starà facendo un giretto. Raccontane un'altra, Alex. Fate attenzione là dentro. Mi raccomando. Tante gane a manetta. Prima di andare avanti, vediamo se c'è qualcosa da rompere. Eccoli qua. Uno e l'altro è qua. 2. No, qui si va fuori. Fermiamoci un secondo l'accampamento che ce lo segna. Arco ricurvo. Mamma. Va bene. Un meccanismo improvvisato che aumenta ulteriormente la cadenza. Bene. Poi noi abbiamo 500, 350. Oh, sempre per poco comunque. Facciamo questo. La migliore esplosione del gas in fase di fuoco aiuta a ridurre il contraccolpo. Direi che va più che bene. Dai, andiamo. Sono rovine antecedenti all'epoca Kofun. Vabbè. Ma... devo andare per di là, io credo ci vado. Un pellegrinaggio. Una regina. Imiko. Sono veramente enormi comunque. Incredibile. Capitano Jessop! Oddio! Mi hai dato fin troppi problemi, ragazzina. Ma per fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola! Ci va fiorigliani di errore. Che scena romantica. Romanticismo 2.0. Anche 3.0 volendo. Ah, ecco io. Aia. Che sberla. Che sciaffa. Cosa sta succedendo? Sapessi. Se lo sapessi non sarei niente. Se lo sapessi non saresti neanche lì. Cara Lara. Qui troviamo il fucile adesso, che dopo ovviamente potenzieremo nel tempo.
quelli lì sono grossi da buttare giù, ma tanto grossi. Però va bene. Dai ragazzi, mancano 20 minuti circa a mezzanotte. Opsa, come sempre. Allora signori, io faccio una piccola pausa, 5 minuti neanche, e dopo ritorno. Restate sintonizzati che andiamo avanti dopo.
Bene signori, rieccoci qui un'altra volta. Andiamo avanti. E qui troviamo il pompazza. Spero funzioni ancora. Ma sì che funziona, nelle tue mani funziona sempre tutto. Qui intorno. Ho sentito un rumore. Penseranno i guardiani. Mettiamoci intorno prima che abbassino il telefono. Mi stanno cercando. Ma dai, sul serio? Odio le tombe. Insomma, c'è la ricercatrice. La regina del sole e la guardia tonante. Possibile che quello di prima... Himiko, la prima regina del sole. Questa è Yamatai. E questa è lei. L'hai trovata, hai visto? Lo era. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. Incredibile. Sembra un rituale del fuoco. Una specie di sacrificio. Orribile. Perché le donne venivano messe a rogo? Adesso morirai! Sei mia! La pagherai! Sei mia! Ti faccio vedere! Prendi quello! E recuperiamo un po' di roba adesso. Se tu vai su una tomba e trovi munizioni. Vediamo ancora passarne uno qui. Sì. Allora abbiamo 13 colpi. Cos'è quel bestiame? Qui c'è una via d'uscita. Lasciamola ai guardiani. Io me ne vado da qui. 300, però vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa. Ah, un 300. Accade... velocità di ricarica. Non è che tenga tanti colpi, però meglio di niente. C'è un po' di aria, ma giusto una puntina.
salvato, molto bene. Non vuole aprirsi. Lascia perdere. Ci toccherà sfondare. È lei. Tu non sta. Uccidiamola. Accerchiamola. Fratello! Avevano l'uscita proprio sotto il naso. Carichiamo. Allora, sì, allora. No, è troppo. Bisogna aprire qua per forza. Vabbè, non importa. Tanto lo avrebbe salvato lì vicino. Lassù! È il piano di sopra! Devo andarmene subito da qui. La campana dovrebbe partire. No, aspetta un attimo, no, non è qua. La campana dovrebbe partire. No, adesso bisogna aprire questo. Mi sono dimenticato.
Sto andando al palazzo. Gli altri sono tenuti lì. Ti raggiungo, così entriamo insieme. Uniformi della Guardia Tonante ed emettevano suoni disumani. Senti come parli, Lara. Sembri tuo padre. Si direbbero i super... Ci voleva proprio. Presentati alla cerimonia, ubriaco fradicio, e padre Mattias ti farà pezzi. Tengo benissimo l'alcol. Tu tieni la bocca chiusa. Sai che c'erano donne tra gli ultimi arrivati? Sì, Mattias ne ha scelta una per la prova. Già! Cavolo, ci è mancato poco. Mi senti? Ci sono, Sam. Stai bene? Cosa vogliono da me, Lara? Una prova del fuoco. Che storia è? Ascolta, sto arrivando. Ti tirerò fuori da lì. Aiutami, Lara, ti prego. Promesso. Promesso, Sam. Oh, no. Sam! Sam! Aiutami! Lasciatela, bastardi! No. Lasciatela!
Niente. Mi tocca attraversare. Aia. Beh, è arrivata al villaggio, doveva arrivare lì. Ragazzi, tanti auguri di buon Natale, è mezzanotte secca, guarda, tantissimi auguri di buon Natale a tutti quanti, e come sempre vi ringrazio per chi mi ha tenuto compagnia in questa live, di nuovo tanti auguri di buon Natale a me e famiglia da parte di Joker Gaming. Io adesso chiudo la live e come sempre ci vediamo alla prossima. Ricordatevi sempre di lasciare like, di commentare e condividere in modo che cresca me il canale. Grazie ancora mille per la visualizzazione. Al prossimo episodio, alle prossime live da Joker Gaming.